Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale Marietto Veneziano. Oggi vedremo come tagliare dei legami parassitari o legami insomma che non ci piacciono con altre persone. Magari perché abbiamo visto che il nostro vicino di casa viene troppe volte in casa a bere il caffè, oppure che ci sono persone che vengono troppo vicino a noi a scroccare questo e quest'altro, e quindi noi a un certo punto ci rendiamo conto di essere deboli davanti a questi personaggi che sono quasi vampireschi, e quindi dobbiamo tagliare queste cose che sono diventate inutili e dannosi per la nostra crescita, e di conseguenza dobbiamo cercare una soluzione. La radionica, chiaramente tramite il vostro Marietto Veneziano, viene in aiuto, ma prima vi voglio chiedere, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegard del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare sui nostri canali di Facebook o di Telegram. Grazie cari amici. Bene, iniziamo subito a vedere oggi questa nuova pillola con i circuiti che chiaramente sapete benissimo che li potete scaricare gratuitamente o nel sito ilcapitano.altervista.org o nel canale di Facebook, nel gruppo di Facebook di Illegale e Marietto Veneziano. Quindi prendiamo il nostro bellissimo quadrante radiostesico per la valutazione, mettiamo il nostro testimone, che voi sapete che può essere una fotografia o può essere un capello, un pezzo di unghia o un po' di ovatta imbevuta alla saliva del testimone, o addirittura il nome e cognome scritto su un pezzo di carta. E prendiamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione, prendiamo il nostro pendolino, chiediamo se il circuito radionico che useremo dopo sarà ideale per disinfestare o tagliare il legame energetico con questa persona, e vediamo che il pendolino va sicuramente sul sì, vedete chiaramente che il pendolino parla chiaro, ci dice che questo circuito radionico è ideale per tagliare questi legami parassitari, dannosi e inutili verso di noi, che nel tempo potrebbero creare seri problemi per il mantenimento dell'equilibrio energetico, che potrebbero essere anche tranquillamente i nostri colleghi di lavoro, vicini di casa, eccetera. Bene, appurato che questo circuito radionico funzionerà, ci fermiamo, togliamo il testimone, appoggiamo il nostro super pendolino, togliamo il testimone e usiamo un altro quadrante radiostesico per valutare l'andamento del trattamento. Vi ricordo sempre che questi circuiti e quadranti potete trovare nel sito ilcapitano.altervista.org in modo gratuito. Mettiamo il nostro testimone al centro pallino, prendiamo il pendolino e guardiamo un po' come andrà l'evoluzione di questo trattamento. Vedete? E l'evoluzione di questo trattamento sarà molto favorevole. Appurato questo, il pendolino ci assicura che la cosa andrà a buon fine, quindi siamo sicuri che possiamo utilizzare questo quadrante, questo circuito radiostesico. Scusate. Bene, a questo punto ci fermiamo e andiamo a prendere il nostro circuito radionico, che in questo caso qui è questo. Vedete cari amici? Questo qua, vedete che è contorneato da una protezione con un circuito piccolino per disimpregnare, l'OM col cerchiolino per fare in modo che questo circuito non abbia bisogno del NOR, e poi il circuito vero e proprio. Quindi prendiamo il nostro testimone, lo appoggiamo in centro, prendiamo il nostro pendolino e facciamo roteare 21 giri come minimo. L'ideale sarebbe far scaricare tutta l'energia del pendolino sul testimone aggregandolo al circuito radionico. Questo circuito radionico, lo ripeto, serve per spezzare i legami energetici con altre persone diventati inutili e dannosi e che nel tempo potrebbero creare seri problemi per il mantenimento del nostro stato energetico. Quando vediamo che delle persone praticamente ci parassitano, sono troppo noiose, insomma ci rendiamo conto che da loro non viene più niente di positivo, allora possiamo usare questo circuito. O anche per persone che noi non ci rendiamo conto che abbiano questa attitudine nei nostri confronti. Bene, fatto questo, appurato che siamo ben aggregati,
Qui vedete non ho chiesto il tempo, non ho chiesto il tempo per il semplice fatto che noi con questo circuito radionico non abbiamo bisogno di sapere il tempo, perché lo possiamo lasciare operativo fin quando questa macchina radionica non avrà raggiunto il suo scopo, quindi possiamo lasciarla anche più di un mese. È uno dei pochi circuiti radionici che ha questa facoltà. In teoria potremmo sempre lasciarlo attivo in modo che qualsiasi persona voglia venirci a parassitare o a sfruttarci venga tagliata anche senza che noi ce ne rendiamo conto. Bene, adesso mi fermo, quindi appoggiamo il nostro circuito radionico, il nostro pendolino, scusate, e mettiamo la nostra macchina radionica di onde di forma in un posto sicuro, sopra un armadio, sopra un tavolo o dentro un cassetto, e lo lasciamo operare. Vi ricordo che questi circuiti radionici non hanno bisogno di luce solare perché lavorano con la luce eterica. Bene, cari amici, il vostro Marietto, finito questa pillola, vi invito ad andare a vedere altre pillole Marietto Veneziano, di andare a vedere anche le pillole di Hildegarda e di iscriversi al canale di Hildegarda del vostro Marietto Veneziano, e anche di venirci a trovare nel canale, nei gruppi di Facebook e Telegram, e anche di andare a scaricare, se volete, in modo gratuito i circuiti di ebook di radionica radiocessia nel sito ilcapitano.altervista. Per oggi è tutto, cari amici, grazie e alla prossima, ciao!